Bentrovati a Edicola Friuli. Oggi andremo a Bressa a comprare il giornale, anzi a leggere e commentare il settimanale Il Friuli. Che cosa troviamo in copertina oggi? Ebbene sì, si festeggiano i 5 anni di papato di Papa Francesco. Appello al Papa, questo è il titolo scelto, 5 anni di Francesco. Come hanno cambiato la Chiesa friulana, che rimane in attesa di una risposta, mentre nelle parrocchie non c'è più nessuno a dire messa. Che risposta? Adesso andiamo a vedere all'interno dell'inchiesta realizzata da Valentina Viviani. Un pontefice dall'altro mondo. Rivoluzionario nel modo di comunicare, Papa Bergoglio sta cambiando la Chiesa dalle fondamenta, la sua arma di persuasione, la forza del messaggio del Vangelo. E qui appunto abbiamo un'analisi quindi di quello che è il suo papato e poi alcuni dei punti di forza, l'accoglienza, il suo impegno per la liberazione dai poteri. Le donne facciamo tanto ma ci meritiamo più riconoscimento. Questa è l'opinione di Piera Burba, direttrice del Consiglio Pastorale Diocesano di Udine. Andiamo oltre, parlavamo di Chiesa friulana, ecco qua, la Sainus Preate Nestrelenghe, questo il titolo dell'articolo a firma di Maria Ludovica Scinco. Non è ancora finita la battaglia di Iglesie friulane. Dopo oltre 40 anni il messale per celebrare la liturgia in Marilenghe non è ancora stato autorizzato e tutto dipende dalla sensibilità dei parroci. Missus è un film, qui lo stesso regista Massimo Garlatti Costa spiega di che film si tratta e del tour che ha interessato questa produzione, che racconta la storia, appunto la volontà di poter pregare nella lingua madre, un diritto che dovrebbe essere scontato. Proseguiamo e cambiamo decisamente argomento. Naturalmente tiene banco l'argomento politica. Allora in questo caso il focus è sulle regionali del 29 aprile prossimo. Candidati ai blocchi di partenza. Hubert Londro ci regala questa analisi in cui spuntano dei nomi non ancora ufficializzati, in via di ufficializzazione. Insomma, un articolo tutto da leggere per chi vuole rimanere soprattutto informato su quelle che sono le dinamiche politiche a livello locale, anche in seguito ovviamente ai risultati elettorali del 4 marzo scorso. Ci spostiamo sul territorio e qui abbiamo appunto un progetto sul binario morto. Di che cosa stiamo parlando? L'elaborato definitivo per potenziare la linea ferroviaria tra Venezia e Trieste doveva essere pronto entro il 2017, ma siamo ancora fermi alla fase degli studi per redigere il preliminare. Se tutto andrà bene ci teniamo l'attuale linea con ben oltre il 2025. All'interno del settimanale trovate ovviamente lo spazio anche alle news più lette del giorno e poi eccoci qua, arriviamo a Udine. Insomma, questo è un articolo che fa discutere, o comunque è un argomento che fa discutere in particolare gli udinesi. Giardin Grande, ovvero Piazza Primo Maggio, sotto assedio per ben 2 mesi. Che cosa succede? Tra marzo e aprile, ci spiega Hubert Londero, la piazza ospiterà Udine Europa, il Luna Park, lo Street Food Festival e lo Styria Food Festival. E insomma, spesso e volentieri a questo punto sarà difficile transitare in questa che è un'area centrale della città, e l'assessore Venanzi, assessore del comune di Udine, dice il traffico bloccato solo per il primo evento, quindi tutti tranquilli e tanti eventi da vivere in città. Questa è una buona notizia personalmente. Tolmezzo presto libera dalle slot machine. Entro 3 anni, con la sola eccezione dell'area artigianale, dovranno essere eliminate le macchinette mangiasoldi dopo l'entrata in vigore delle distanze minime dai luoghi sensibili, previsti anche orari limitati per usarle. Proseguiamo oltre con la nostra lettura del giornale. In questo caso siamo a Pordenone, i maghi del design arrivano a Pordenone dal 19 al 23 marzo in città, la settimana dedicata all'innovazione del disegno industriale, con quasi 200 studenti che si confronteranno con territorio, imprese e nuove tecnologie. Andiamo avanti. In questo caso vi porto ovviamente a sfogliare anche le pagine della cultura e degli spettacoli. Andrea Ioime ci porta sul bel Danubio blu ai confini dell'impero. Tesori e imperatori, lo splendore della Serbia romana, è il titolo di una mostra che raccoglie ad Aquileia 62 reperti unici provenienti da Limes orientale, il racconto dei 6 secoli di storie di frontiere. Proseguiamo, andiamo appunto a vedere la pagina degli spettacoli. Questa è l'apertura, Music Up, tutta la forza delle bande. Sabato 17 e domenica 18 marzo a Udine la
seconda edizione del concorso per ensemble bandistici giovanili. 700 musicisti under 18, è parte di un movimento fatto di almeno 15.000 persone in regione, e qui appunto vedete un piccolo assaggio di quelle che sono le formazioni che saliranno sul palco. In allegato gratuitamente con il settimanale Il Friuli di questa settimana anche il nostro mensile Business, copertina dedicata a un cavallo pazzo, Michele San John, cacciatore di teste, poi la passione per il country fino a un evento illuminante. Ecco come è nata la startup per far entrare qualsiasi azienda nell'era del mobile marketing 4.0, e poi gli interventi all'interno del mensile di Alberto De Toni, rettore dell'Università di Udine, che parla di innovazione secondo Gramsci. In azienda e in politica il cambiamento è prima di tutto culturale. Giovanni Lavarra invece, gli architetti del futuro ripensano la filiale di banca quale spazio sociale per la comunità. E Daniele Stolfo, macchine senza sorprese, il test tecnico prima dell'uscita dalla fabbrica piace ai clienti esteri. Economia della conoscenza è la materia prima più strategica, Friuli in buona posizione, però l'Italia rimane al palo. Eccoci, pronti, attenti via, adesso andiamo a conoscere l'edicolante di Bressa, venite con noi. Eccoci arrivati a Bressa, in via Principe di Piemonte, e con noi Matteo Chittaro, che gestisce da diversi anni l'edicola del paese. Buongiorno e grazie per averci ospitato. Buongiorno, grazie a voi. Giovanissimo, da Pagnacco, con un'occasione hai rilevato questa edicola. Sì, con un'occasione è venuta fuori praticamente 6 anni fa, circa 2-3 mesi dopo che ho concluso l'università. È capitata grazie a mio padre questa occasione tramite annuncio su internet, ed è stata subito una cosa, come posso dire, anche spontanea, ecco, nel senso, non ci ho pensato troppo sopra e ho accettato subito la sfida, ecco, l'occasione. E devo dire che sono abbastanza soddisfatto, ecco. Da Pagnacco ogni mattina tutti gli edicolanti fanno l'alba, sappiamo, e quindi insomma è anche un impegno. Sì, devo dire che all'inizio, ma penso la prima settimana, ecco, è stato un po' difficoltoso. Dopo, sai, prendi il ritmo e vai, ecco. La sveglia suona? 5:20. Ok, e qui si apre? 6. E non sei solo a darti una mano ogni tanto tuo fratello? Diciamo quasi un annetto, ecco, in pratica, perché ha finito scuola anche lui, è in cerca di lavoro, e in pratica viene giù anche lui a darmi una mano mentre io faccio la consegna a domicilio dei giornali, perché portiamo i giornali anche nelle zone limitrofe, ecco. Il servizio a domicilio è uno dei servizi che ovviamente voi fornite, ma è anche un servizio importante perché comunque è una realtà di paese, e ci sono state anche delle chiusure nei paesi limitrofi, quindi insomma immagino che abbiate un giro di clientela che va anche oltre Bressa. Sì, decisamente Colloredo e Campoformido. Abbiamo ampliato il raggio perché siamo partiti facendone una ventina, adesso avremo un'ottantina, novantina a cui portiamo i giornali, per cui diciamo sì, una cosa che mi impegna anche questa, perché normalmente inizio alle 6 a fare in pratica al domicilio, rientro qui che sono quasi le 8, ecco, in pratica. Beh, insomma avete un buon parterre di clienti, sì. Però come dico sempre la forza delle edicole moderne che funzionano oggigiorno è proprio questa, di fornire dei servizi a una clientela che è anche anziana, nel caso dei paesi clientela che abita distante, quindi insomma è un servizio capillare che fate poi alla comunità. Sì, anche perché diciamo questa genere di clientela è ancora abituata ad avere il giornale, avere il fascino della carta, per fortuna. E non solo appunto le edicole moderne, questa è una di quelle, ovviamente non solo giornali, non solo gadget, ma anche tutta una serie di servizi. Abbiamo detto le consegne a domicilio, però anche la possibilità per chi è in paese, non vuole fare la fila eccetera, di anche pagare le bollette, quindi sono questi servizi che si rivelano poi fondamentali. Sì, va diversificato un po', anche perché onestamente, vivendo solo di giornali come una volta, insomma, non è che vai avanti, ecco, fondamentalmente, per cui come tutte le edicole che si trova in qualsiasi zona si diversifica. C'è chi ha il lotto, c'è chi, come dici tu, paga le bollette, oppure
Io per esempio offro anche servizi di scommesse, ecco, fondamentalmente, per cui qua abbiamo le scommesse, il Superenalotto, pagamento dei bollettini, dell'Enel, della Telecom, per cui tutti servizi utili per, diciamo, diversificare, per aumentare un po', diciamo, i guadagni, ecco. Sì, certo, un'attività commerciale a tutto tondo. E non abbiamo detto invece gli orari, cioè la mattina sì, l'apertura, però poi non so, è aperto anche la domenica, al pomeriggio, come vi regolate? Praticamente siamo aperti tutti i giorni, la mattina dalle 6 all'1 e i pomeriggi dalle 3 alle 7 e mezza, solo che chiudiamo il lunedì, il mercoledì pomeriggio, oltre che la domenica ovviamente, di pomeriggio però. Questa settimana il settimanale Il Friuli dedica la copertina a Papa Francesco perché compie 5 anni di papato. Cosa ne pensa lei di questo Papa? È una persona semplice, è un Papa che ha avvicinato molto la gente. Sì, penso che abbia dato un'impronta molto innovativa rispetto a quello che pensavamo prima del Papa. Non so se è riuscito a fare tutto quello che pensava di fare. Ha avvicinato parecchio la gente. Più vincente ancora è l'apertura alle altre religioni, che dimostra che c'è una carità cristiana che ha 360 gradi, anche verso altri. Da diversi anni è in corso una battaglia per riuscire a dire messa in friulano. Che cosa ne pensa? È d'accordo oppure... Io sono molto d'accordo, perché da quando esiste il Friuli, dai tempi del patriarcato, i vecchi patriarchi, che non erano italiani, facevano dire le messe nella lingua del popolo. Allora io credo che rispettare le tradizioni, le lingue soprattutto che sono identificative dei popoli sia una cosa molto importante. Mi piace, lei come su in montagne le sento sempre, sua arte, a tulmiezze che le disegna, le ascolti sempre. Le sin poi vicine a ie? Bene, anche lei, perché mi piace anche lei, no? E dopo io, sì, specialmente con che a mattina così il telegiornale, mi piace con che lei anche i giovani, che lei la leggenda furlane, mi piace, e dopo mi piace che dice predi, no? Ogni dia Dorizieri. E allora sto aspettando il momento di voi ogni dia. Ci avviciniamo al voto regionale, è ancora tutto da farsi, non si sa praticamente per certo neanche chi si candida alla regione. Come la mettiamo? Cosa ne pensi? È una cosa vergognosa, le dico solo questa. Io ho fatto tanti anni all'estero, ma quello che vediamo qui, guardi, io ho fatto 30 anni all'estero. Dove? Australia. Beh, insomma, l'Australia tra l'altro è un paese particolarmente virtuoso anche oggi. È il sistema, vede, è il sistema, purtroppo. È un altro sistema, più correttezza, più rispetto, qui invece non esiste. Allora, Edicola Friuli finisce qui, grazie a Matteo Chittaro per averci ospitato, il prossimo appuntamento è come sempre venerdì, sempre qui su Telefriuli, e a te la parola per un saluto. Grazie per la visita, mi ha fatto veramente molto piacere e saluto tutti gli ascoltatori di Telefriuli. Grazie Matteo, buona serata e alla prossima.